1, 2, e sa, 1, 2, e. No, io spero che se superiamo lo sbarramento dobbiamo festeggiare alla grande, perché siamo in Sicilia e tutti questi proseliti secondo me poi per 50 euro per la busta della spesa tra oggi e domani molti si venderanno, quindi intanto superiamo lo sbarramento, poi quello che viene ci pigliamo, ci prendiamo. Grazie. Senza fare troppo... Non sapevamo, siamo finiti a giocarci la finale ai rigori, pensavamo di uscire agli ottavi, invece siamo già ai rigori. Vediamo se stasera vinciamo la Coppa. La Coppa la vedremo lunedì se arriva. Bene. Però ci proviamo. Mi stringeva sul suo corpo, mi diceva sono tua. L'opinione di Grillo della Sicilia? Sì. È entusiasta, il calore e spera che da qui ci sia un rinnovamento che poi parta dalla Sicilia per coinvolgere tutta l'Italia. Ok, grazie. Ciao. Però io credo che ci sarà un grosso numero di votanti, anche perché bisogna anche dire che siamo all'inizio, le cose bisogna farle un po' alla volta, perché poi lo sai, se sei troppo veloce nella cosa la gente magari non riesce a capire, bisogna fare capire piano piano alla gente e selezionare la gente che capisce cosa è il movimento, perché noi siamo un movimento di gente che non viene pagato, lo facciamo col cuore, questo ci tengo a dirlo, e il nostro è più un'evoluzione, ecco, di pensiero. Ok. Grazie Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Tu partigiano come presidente, ho lavorato sempre nella mano destra, arrivo sopra la finestra. Lo sai che ci sono anch'io. Sa che ci siamo? I got a sorry baby. Sweet river come, she come a baby. Sweet river come, we're on a baby. She got a baby. Sweet river baby, she got me up a tree. I gotta say, sweet river. Avete la cultura, avete i normali, avete i supermercati, avete le banche, avete una piccola mafia ma dei colletti pieni, avete la legalità illegale, siete il tutto il contrario di tutto. Chi? Io vorrei sapere chi siete, che cosa è diventata la Sicilia, forse sta finendo un'epoca. Deve finire qui e deve iniziare a cada sei, per a cada sei. Una settimana fa un primario di ematologia mi ha detto Grillo, sono primario, nel mio reparto stanno succedendo cose che non avrei mai pensato di vederle come dottore. Questi dottori che fanno i dottori, fanno i sindaci, fanno i dottori, fanno gli assessori. Allora se fai il sindaco o l'assessore non devi più praticare la professione perché ti fai un bacino di voti, fai il dottore. Se fai il sindaco devi fare il sindaco e basta. I parti cesarei hanno superato di percentuale i parti naturali, il 60 e 40. Qui c'è da dire qualche altra cosa, signori. La salute che cos'è? Cosa significa essere in salute? Dipende da due cose, che non sono gli ospedali o le medicine, da due cose. Il tuo stato sociale, se è più alto ti ammali meno, e l'informazione che puoi avere. Senza informazione muori come uno scemo. Informazione è stato sociale. Ora, adesso che lo stato sociale abbassano, che ti mandano alla fame, quello che risparmi sul welfare lo spendi come sanità, perché più impoverisci più la gente si ammala. È possibile che non riescano a capire questa cosa? Noi che cosa facciamo? Abbiamo l'agricoltura in crisi, nel posto dell'agricoltura, al posto del frumento mettiamo pannelli fotovoltaici.
Ma che cosa facciamo? Mettiamo pale e non coltiviamo più, mettiamo i fotovoltaici sui tetti, mettiamo in altri posti, mettiamo facendo dei garage, ma non sui campi agricoli, mettiamo, no, qui fate tanta di quell'energia, ma l'energia, vengono qua le multinazionali, danno 40.000 euro per mettere il palo lì, fanno tutta l'energia del mondo, voi ci mettete il vento e il sole e non vi rimane un centesimo, vanno via tutti i soldi con le multinazionali tedesche, olandesi e inglesi. E qui hanno già fatto il piano per il futuro fatto da un cazzo di banchiere che vuole recintare 800 km quadrati per fare i pozzi petroliferi, se li faccia nel culo del suo giardino i pozzi petroliferi, ma abbiamo il dovere di reagire. MUOS, il MUOS, tu lo dici MUOS, io dico MUOS, Mobile Objective Subject Activity MUOS, succa, vabbè. Ti è piaciuta questa? Non hai mai riso tutto lo spettacolo? Su Succa sei crollato. Che pubblico. Il porto di Comiso non può decollare perché se gli sparano queste onde intralciano il traffico aereo, bloccano lo sviluppo. Ma gli americani noi li vogliamo bene, ma devono venire qui ad aprire delle università, dei campus, non dei luoghi dove decollano i droni, porca puttana, che diventano obiettivo sensibile della vostra terra. I primi a essere bombardati sono i sistemi di comunicazione. La parola d'ordine per cambiare tutto questo è partecipazione. Allora, se scegliete di votare per il Movimento 5 Stelle state firmando un contratto di lavoro con i vostri cari, un contratto di lavoro con la collettività nella quale vivete. Un voto al Movimento 5 Stelle significa che avete capito che cambiare significa diventare amministratori delegati della propria vita. Significa che ci mettete un pezzo del vostro cuore, un pezzo della vostra anima e regalate un po' del vostro tempo libero a scrivere progetti e idee da dare a quelli che sono alla fine parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle.